Benvenuti nella seconda puntata speciale del podcast Cronache di Archeologia con il vostro host Alessandro Azzeni. In questa seconda puntata analizzeremo il secondo capitolo della tesi triennale dello scrivente. Capitolo 2. Una storia di violenza. Benché il comportamento osservato nei primati possa far pensare che la violenza di un gruppo sia una naturale tendenza delle scimmie superiori e che secondo questa evidenza si possa arrivare persino a giustificarne l'esistenza, in realtà non sappiamo quando e come essa si sia sviluppata. Le prime prove che testimoniano episodi violenti tra gli esponenti di Homo affondano le loro radici nel Paleolitico e nel Mesolitico, per poi arrivare intorno ai 12.000-10.000 anni a.C. ad inconfutabili evidenze di conflitti organizzati. Riporto di seguito una delle tabelle riassuntive con alcuni dei casi più noti al riguardo. Intorno ai 12.000-10.000 anni a.C., corpi con proiettili conficcati da Jabal Sehaba. Intorno all'8.000 a.C., mazze e punte di proiettili allargate a Kemez Dere, nell'Iraq settentrionale. 6.000 a.C., primi esemplari di arte rupestre raffiguranti i conflitti di gruppo in Australia. 5.500-5.000 a.C., massacri a Hofnet, Thalheim e Schlitz in Germania. 5.400 a.C., scheletri con segni di violenza in Florida. 5.000 a.C., fossati di difesa attorno a villaggi Yanshao nella valle del fiume Giallo in Cina. 4.300 a.C., primo autentico fortino a Ishel sulla costa meridionale turca. 2.600 a.C., mura dei villaggi in terra battuta in tutto il Longshan in Cina. 2.500 a.C., scheletri con segni di violenze sulla costa nord-occidentale del Pacifico e negli Stati Uniti. Inizia uno schema di comportamento continuo. 2000 a.C., teste mozzate sulla costa peruviana, nell'America del Sud. 1500 a.C., palizzate e distruzione di insediamenti a San José Magot, in Messico. Questa tabella è tratta da R. Brian Ferguson, del 2008, a pagina 15. Per quanto riguarda la Sardegna, le prime evidenze legate alla presenza umana sull'isola risalgono al Paleolitico inferiore, sotto forma di reperti littici di industria clactoniana intorno ai 500.000-120.000 a.C., presso il Rio Altana, a Perfugas. Non risulta invece alcuna evidenza, ad oggi, per quanto riguarda il Paleolitico medio, 120.000-35.000 a.C. I rinvenimenti archeologici dalla grotta Corbedo Oliena, Nuoro, nel successivo Paleolitico superiore, dai 40.000 ai 10.000 a.C., confermano nuovamente la presenza umana sull'isola, che prosegue, apparentemente ininterrotta, sino in epoca storica. Proprio da Oliena, dalla grotta rifugio, proviene un reperto che potrebbe essere forse il primo esempio, se fosse confermata la natura umana del reperto, di manifestazione violenta intraspecifica in Sardegna. Si tratta di un osso pisiforme con infisso un corpo estraneo di natura ossea, forse una punta di freccia o di zagaglia, come riporta Germanà nel 1995. Per quanto riguarda la presenza di elementi che fanno pensare ad episodi di violenza intraspecifica non occasionale, prendiamo in considerazione gli studi effettuati riguardo al ritrovamento di punte di freccia in ossidiana nel monte Santa Vittoria dei Neoneli. Secondo lui e Brizzi risulterebbe inusuale la presenza di un così elevato numero di punte di freccia su un altopiano assai distante dalle aree di caccia lungo il fondovalle, privilegiate per l'uccisione degli ungulati secondo una modalità di tiro con l'arco a distanza ravvicinata che si può dedurre dalle peculiari rotture dei codoli delle punte di freccia, oltre che da modalità di comportamento tipiche adottate dalla selvaggina. Gli autori propongono che il sito sia un luogo per il depezzamento e la macellazione delle prede, dall'alto del quale si poteva osservare il sottostante territorio, permettendo di eseguire in sicurezza questa delicata operazione. La mancanza di predatori naturali in Sardegna, come lupi, orsi, linci, non giustifica un simile comportamento, se non alla luce del fatto che l'unico predatore possibile fosse l'uomo. La causa di questo modo di agire, quindi, sarebbe da individuare in altri gruppi umani
che presumibilmente potevano approfittare in maniera violenta delle fasi di smembramento della preda. Per quanto concerne il Neolitico, in un momento attardato della cultura di Ozieri, nella necropoli di Zarutas a Cabras, è documentato un individuo, il cranio numero 1, con esito cicatriziale di ferita da punta nella regione frontale destra del cranio. L'esame radiologico ha messo in evidenza la penetrazione dell'oggetto nel seno frontale destro. Un simile caso di ferita da punta, ma con maggiori evidenze circa l'arma che ha causato la ferita, è stato rinvenuto anche nella necropoli di Scavearriu a Siddi ed è riferibile al periodo compreso tra il Neolitico finale 3100-2700 a.C. e l'Eneolitico iniziale 2700-2500 a.C. Ovviamente queste cronologie sono abbastanza datate. E questo sulla base dei rinvenimenti di cultura materiale rinvenuti all'interno della tomba. Il trauma consiste in una scheggia di ossidiana scoperta all'interno della mandibola di un uomo adulto. Questo rinvenimento è molto importante e potrebbe essere considerato come una prova decisamente più tangibile di un episodio violento intraspecifico. Appare decisamente improbabile che l'individuo in questione abbia subito tale ferita durante le operazioni di lavorazione mediante scheggiatura dell'ossidiana. Questo perché le schegge prodotte vengono indirizzate principalmente verso il basso, non verso l'alto. Una seconda ipotesi presume che l'individuo possa essersi autoprocurato questa lesione, magari addentando un pezzo di carne con all'interno una scheggia di ossidiana. Tale ipotesi, tuttavia, non trova il conforto per via del punto in cui è localizzata la scheggia. Affinché l'ipotesi possa essere plausibile, la scheggia si sarebbe dovuta trovare più vicino alla zona buccale. In ultima analisi, è probabile che la ferita sia stata procurata da un altro individuo. Non si può sapere se questa sia stata inferta durante un episodio di violenza tra due individui oppure in un conflitto armato tra due gruppi umani o se sia stata la conseguenza di un semplice incidente di caccia. Un'analisi ai raggi X potrebbe aiutare a determinare la forma dell'incluso di ossidiana e del modo in cui esso è penetrato. Si potrebbe ad esempio comprendere meglio se appartiene a una freccia spezzata o piuttosto ad un pugnale o a una punta di lancia. In tal caso sarebbe evidente la natura violenta della ferita. Appartiene invece all'orizzonte culturale di Monteclaro l'individuo traumatizzato dalla tomba numero 2 di Serra Crabiles a Sennori. Secondo Germanà, l'individuo subì uno scalottamento parziale, che tuttavia non ne determinò la morte, anzi, l'individuo sopravvisse anche a un intervento chirurgico sulla regione frontale. Sempre secondo Germanà, questo si tratta del primo esempio di etnochirurgia cronica paleosarda. Dalla stessa tomba provengono almeno altri 5 individui, 3 donne e 3 uomini, insieme al cranio traumatizzato. Germanà riporta anche un resto omerale maschile, ignoto se appartenesse allo stesso individuo con il trauma cranico, e mostra una frattura epifisaria che ha interessato anche l'articolazione del gomito. È più difficile asserire se questi traumi siano direttamente imputabili ad un evento di violenza tra esseri umani, tanto che anche lo stesso Germanà ritiene che si possa trattare di fatti bellici o di semplici episodi traumatici. Un fatto importante, che lo stesso autore sottolinea, è l'insorgere con il periodo eneolitico di armi sempre più avanzate tecnologicamente, il rame appunto, mentre a livello architettonico si osserva l'insorgere di muraglie ed altre strutture dall'evidente carattere difensivo. Sono più evidenti invece le tracce di violenza per quanto riguarda l'individuo femminile del bronzo antico, inizi bronzo medio, è rinvenuto ad Orgali e conosciuto con il familiare nome di Sisaia. La donna subì in vita una serie di traumi, forse inflitti in un arco di tempo ristretto. Presenta una lesione acromiale della spalla sinistra e sempre all'arto sinistro, all'altezza della parte mediana dell'ulna, è osservabile una frattura risanata. Non è da escludere che i traumi siano stati procurati in un'unica circostanza. Come è stato evidenziato, le fratture che riguardano la parte distale dell'ulna sono considerabili fratture da parata o perifractures, cioè fratture procurate proteggendosi la testa da un eventuale aggressore. È dunque ipotizzabile che la donna, in seguito ad un colpo con un oggetto contundente, forse un bastone, ricevuto sulla spalla sinistra, abbia sollevato istintivamente il braccio per ripararsi, subendo così il secondo trauma all'ulna.
Oppure la sequenza temporale inversa, ovvero prima la frattura al nulla, il braccio alzato istintivamente per ripararsi, e poi una volta accusato il dolore del colpo, la protezione del braccio è venuta meno, lasciando la traiettoria libera per altri colpi, uno dei quali ha fratturato l'acromion della spalla. La travagliata vita di Cisaia non fu caratterizzata solo da questi traumi. Cisaia infatti è nota in letteratura per essere un raro caso di autotrapianto della rotella sul lato posteriore destro del cranio. Recenti studi mediante tomografia computerizzata hanno dimostrato come la trapanazione sia stata eseguita per curare un trauma subito al cranio e forse per alleggerire la pressione cerebrale o per far fluire il sangue. Forse ricevuto tale trauma dall'individuo nell'arco dello stesso episodio violento di cui abbiamo fatto accenno prima. Un'ipotesi è che il colpo sia stato ricevuto mentre la donna era di spalle, sferrato così da un assalitore destremane. Per quanto riguarda l'età del bronzo, nel Dipartimento di Antropologia della Cittadella di Monserrato sono conservati 3 preziosi reperti osteologici di periodo nuragico, analizzati più approfonditamente in seguito. Come utile di paragone per lo studio delle ferite da trauma rinvenute sui 3 resti nuragici, sono stati osservati anche reperti di periodi successivi, quindi di età storica. Nel Museo Sardo di Antropologia e Etnografia dell'Università di Cagliari, sempre a Monserrato, è conservato il reperto 170 proveniente dall'ossario di Susercone, ad Orgosolo, numero di catalogo interno MSAE 7771, ed attribuito alla generica età romana. Si tratta di una costa a sinistra di individuo adulto, con un evidente segno di trauma, forse inflitto usando di punta un'arma tagliente. Il trauma presenta tracce di ossificazione irregolare dopo la frattura, con esostosi in corrispondenza della linea di frattura sul margine inferiore. La catalogazione venne effettuata a cura di Rosalba Floris. Sempre nel Museo Sardo di Antropologia ed Etnografia dell'Università di Cagliari, in Monserrato, sono conservate 2 clavicole altomedievali da Dolianova, che presentano evidenti segni di traumatismi risanati, di cui uno è indubbiamente un colpo dato con un'arma tagliente, forse una spada, con un colpo frontale inferto diagonalmente dall'alto in basso. Di periodo leggermente posteriore è invece il cranio di epoca bizantina, rinvenuto a San Pietro di Sorres, a Borutta, e conservato nel piccolo museo della cattedrale. Il cranio presenta gli esiti di un colpo dato con un'arma da taglio e sferrato da una persona più alta dell'individuo oppure da un punto più elevato, forse da cavallo. L'arma ha colpito l'individuo in maniera frontale con un movimento semicircolare leggermente obliquo, in pieno viso, all'altezza degli occhi, provocandone così la morte. Come ulteriore confronto ho utilizzato il cranio di un soldato della metà del XIV secolo d.C., quindi anno domini, rinvenuto durante gli scavi del castello di Orgugliosu a Silius. Il rinvenimento nello scavo dello scheletro quasi completo, con le preziose informazioni scritte e riportate dai cronisti dell'epoca e la maggiore attendibilità con cui si è potuta ricostruire la dinamica della morte, hanno permesso di analizzare e comprendere con maggior sicurezza anche i resti di periodo nuragico, nel caso di studio limitati alla sola porzione cranica e spesso privi di ulteriori riferimenti dati sulla modalità di sepoltura o di rinvenimento. E così si conclude il secondo capitolo e la seconda puntata della tesi di laurea triennale dello scrivente. Spero che la lettura sia stata di vostro gradimento e ci ritroviamo qui per il terzo capitolo.